Un sedativo nel tè per derubare la vittima, ecco i precedenti dell'assassina del ghetto Erika Podmenic, che rimane in carcere dopo l'omicidio dell'89enne. Una minorenne italiana è stata aggredita da un tunisino in Piazza Libertà, forse una violenza a sfondo sessuale. L'uomo senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia. Le zone rosse vanno in archivio. Nel corso del vertice in prefettura presieduto dal prefetto Signoredo è stato deciso di non prorogare il provvedimento. In piazza per difendere la sanità pubblica, l'allarme lanciato nel corteo della CGIL su medici di famiglia, privatizzazioni e liste d'attesa. Manifestazioni in piazza ma nessuna proposta di soluzione sostenibile ai problemi, così l'assessore regionale alla salute Riccardi sulla manifestazione della CGIL. Scatta il piano marciapiedi del comune di Trieste, si parte con i cantieri delle vie Foscovolo, Imbriani e Ginnastica. E dopo i ripetuti episodi di vandalismi al cimitero di Sant'Anna, il comune di Trieste punta a intensificare la sorveglianza per inibire altre azioni analoghe. Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Niente domiciliari per Erika Podmenic, che rimane in carcere, così ha disposto il giudice per le indagini preliminari Marco Casavecchia per la 58enne accusata dell'omicidio di Isabella Tregnaghi. Continuano le indagini per far luce sulla dinamica di omicidio nella casa di Via delle Beccherie lunedì pomeriggio, così come continuano le investigazioni su almeno 2 casi di avvelenamento di anziani nei quali sarebbe coinvolta la Podmenic. Sentiamo. Un tè al sedativo per addormentare l'amica anziana e derubarla. È il 17 marzo. Ancora prima, il 24 febbraio, un caffè latte al sedativo. Stesso schema, addormentare la vittima e sottrarle le chiavi di casa. Sono le inquietanti indiscrezioni emerse nelle ultime ore. In entrambe le denunce delle vittime, fatte alla polizia locale e alla questura, compare il nome di Erika Podmenic. Come anticipato dalla nostra emittente, la 58enne accusata dell'omicidio di Isabella Tregnaghi, l'89enne trovata senza vita con la gola tagliata nel proprio appartamento di Via delle Beccherie lo scorso lunedì pomeriggio, era già attenzionata dalle forze dell'ordine per almeno 2 casi sospetti. Il più recente, quello del 17 marzo, quando una donna di 76 anni si era cappottata nell'area boschiva di Conconello per quello che inizialmente pareva un malore. Prima del fatto, secondo quanto appreso, l'anziana, ex collega di lavoro della Podmenic, era andata proprio a casa della 58enne in Via della Cereria. Appena entrata, sul tavolo era già pronta una tazza di tè. La 76enne l'ha bevuto mentre chiacchierava con l'ex collega. La bevanda presentava un sapore particolarmente amaro. Poi la donna si sarebbe sentita male. Uscita dall'abitazione della Podmenic, si è messa al volante della Fiat Panda gialla per tornare a casa. Poi l'incidente. Al risveglio la malcapitata non ricordava nulla, ma non aveva più il cellulare e l'orologio. Non essendo stato effettuato un esame specifico, non è stato possibile appurare la presenza di un qualche farmaco nel sangue della donna. Il giorno stesso del cappottamento, però, la figlia dell'anziana sarebbe stata contattata da Erika Podmenic, che avrebbe chiesto con insistenza informazioni sullo stato di salute della 76enne. È dopo quella telefonata che madre e figlia si sono insospettite e hanno presentato la denuncia. Il caso precedente, quello di Servola, una signora anziana si sarebbe vista con Erika su invito di quest'ultima in un noto locale del Rione per bere un caffè latte. Anche in questo caso la malcapitata avrebbe lamentato un sapore della bevanda molto amaro, si è sentita male e ha deciso di visitare la farmacia che sorge a fianco del bar. Poco dopo il buio totale. La donna si è risvegliata nella propria auto con le chiavi di casa in mano. Al rientro nell'appartamento mancavano dei gioielli e dalle analisi del sangue effettuate emergeva la presenza di un farmaco, il triazolam a base benzodiazepine, un potente sedativo che la donna non aveva mai assunto volontariamente. Erika Podmenic ha narcotizzato le 2 donne per derubarle? Gli investigatori stanno cercando di far luce sui 2 casi, ma rimangono punti di domanda anche sul delitto di Via delle Beccherie. La presunta assassina ha comprato il coltello poco prima del delitto? È un'ipotesi investigativa. Se venisse confermata si tratterebbe di omicidio premeditato. Un'immagine delle telecamere interne all'appartamento mostrerebbero la 58enne con addosso dei guanti impugnare un coltello. Intanto, dopo l'udienza di ieri davanti al GIP Marco Casavecchia, è arrivata la conferma che la 58enne di Via della Cereria rimane in carcere. Tale misura cautelare è considerata la più idonea per contenere il rischio di reiterazione del reato. Una minorenne italiana è stata aggredita da un tunisino in Piazza Libertà, forse una violenza a sfondo sessuale. L'uomo senza fissa dimora è stato arrestato.
Una minorenne italiana residente a Trieste è stata aggredita alle 13:30 in Piazza Libertà. La giovane, che ha subito la violenza, non è ancora chiaro se a sfondo sessuale o a scopo di rapina, ha tempestivamente allertato il 112, permettendo il rapido intervento delle forze dell'ordine. La squadra volante, giunta sul posto in breve con 2 pattuglie, è riuscita ad individuare sul posto l'autore dell'aggressione. Si tratta di un giovane tunisino senza fissa dimora con alcuni precedenti penali alle spalle, in sostanza già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza. L'uomo è stato arrestato e condotto al carcere del Coroneo in attesa di convalida del fermo. La giovane invece è stata sentita lungamente in questura per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, mentre sono state reperite a fini di indagine anche le immagini delle telecamere di sorveglianza piazzate nel piazzale che si affaccia sulla stazione centrale. Purtroppo teatro ripetuto negli ultimi anni di violenze, accoltellamenti, risse e spaccio di droga. Ancora cronaca, truffatore messo in fuga da alcuni passanti in vicolo ospedale militare. Recuperato il bottino di circa 30.000 euro in gioielli. La polizia lo sta ancora cercando. Ancora un raggiro, ancora una persona anziana nel mirino, ancora un bottino considerevole in oro e gioielli. Stavolta però al truffatore è andata male grazie al pronto intervento dei passanti che lo hanno bloccato. È successo in vicolo ospedale militare a Trieste. L'uomo, che indossava jeans, maglione grigio e una giacca scura, si era presentato ieri alla porta di un'anziana residente al civico 37 della via. La donna, precedentemente contattata al telefono con le tecniche ormai note, era pronta a consegnare il bottino da circa 30.000 euro in preziosi. L'intervento di alcuni passanti che hanno assistito alla scena ha consigliato l'uomo a lasciare i gioielli sul posto e a darsela a gambe mentre veniva contattata la polizia. L'identikit tracciato dalla potenziale vittima e dai testimoni ha messo in moto l'indagine della squadra volante, ormai impegnata quasi giornalmente in episodi come questo. E, vale la pena di ribadire, in caso di telefonate o persone sospette, chiamate subito il 112 per evitare di finire nella rete dei truffatori. Si esaurisce l'era delle zone rosse a Trieste. Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, riunitosi in prefettura, ha deciso di non prorogare lo speciale strumento di controllo del territorio. Le zone rosse vanno in archivio. Nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato deciso di non prorogare il provvedimento adottato a Trieste il 20 gennaio scorso e scaduto il 31 marzo. Nella nota della Prefettura si parla di 5.000 persone controllate in 70 giorni e 38 ordini di allontanamento. Collegate a queste anche l'ordinanza sindacale che imponeva la chiusura di locali che somministrano alcolici a mezzanotte, limitando fortemente l'uso del vetro. Stando al prefetto Pietro Signoriello, la situazione nelle zone che erano state attenzionate è migliorata. Ora dunque si proseguirà con strumenti ordinari di controllo di pubblica sicurezza rafforzati nel periodo pasquale. Non si esclude però il riutilizzo dello strumento delle zone rosse in alcune zone del capoluogo giuliano, qualora in futuro dovesse esserci l'esigenza. I provvedimenti avevano interessato la zona che da via Donadoni arriva fino a Piazza Goldoni, comprendendo la zona di Piazza Garibaldi e Barriera, l'area tra Piazza Libertà, zona stazione, e Piazza Oberdan, e in un primo momento anche la zona ricompresa fra Piazza Verdi e il Molo Audace. Stando a quanto recepito sul campo dalla nostra emittente, però, alcuni elementi critici sono stati comunque evidenziati. In primis, il stazionamento fisso degli agenti o dei militari e l'impossibilità invece di spostarsi a random in quel territorio, rendendo così più efficace il presidio. Secondariamente, il verificarsi di gravi episodi proprio ai margini o all'interno delle zone rosse stesse, vedi l'emblematico scippo a un'anziana, il grave accoltellamento nei pressi di via Pascoli ed alcune risse notturne. Segnalato inoltre ripetutamente dagli agenti immobiliari che operano sul territorio il deprezzamento, anzi la quasi totale invendibilità in questo periodo degli appartamenti dislocati nelle zone rosse. Non accennano a diminuire gli episodi di vandalismi in cimitero. Comune e Acegas invitano a segnalare quanto accade. Palazzo Sipario pensa alla videosorveglianza. Lunedì prossimo alle 10 il Comune presenterà i lavori di restauro realizzati su alcune tombe monumentali di particolare pregio all'interno del cimitero di Sant'Anna. Prosegue dunque l'attento lavoro da parte dell'amministrazione per quel che concerne la valorizzazione del comprensorio, visitando il quale, secondo il metro di un turismo ossianico, si può ripercorrere la storia delle grandi famiglie triestine ed osservare monumenti funebri realizzati anche per esponenti della cultura cittadina, ma non solo, da esponenti della storia dell'arte locale.
Da un punto di vista più consuetudinario, da anni Sant'Anna è visitata di meno. Molti scelgono di tenere a casa le ceneri dei propri cari o di disperderle. Chi però ha ancora i propri cari al cimitero tiene ad essi e di certo anche a ciò che li ricorda, sia una tomba di famiglia o più semplicemente una lapide o un loculo. E quando succede, e succede con una certa frequenza, che qualcuno in preda a chissà quale pulsione danneggia uno di questi manufatti, ruba i fiori o si accanisce nei modi più vari, poco importa se l'entità del danno è notevole o meno. Il Comune e Acegas APS Amga sono al corrente di quanto accade ed invitano i familiari dei defunti a comunicare ogni episodio rivolgendosi alle portinerie situate agli ingressi di via dell'Istria e di via Costalunga e, se qualcuno crede, può anche presentare ai carabinieri una denuncia contro ignoti. Il problema resta quello di cogliere sul fatto i responsabili di questi vandalismi. Non è cosa da poco, basta soltanto pensare all'area da controllare. Secondo l'assessore comunale Sandra Savino, che ha in capo la delega ai servizi cimiteriali, una prima risposta potrebbe essere data dalla videosorveglianza e a tale scopo sta raccogliendo il materiale per supportare la richiesta al Comitato Ordine e Sicurezza. È venerdì, quindi stasera torna Ring con Ferdinando Avarino. Ecco la puntata alle 21:10, l'approfondimento sull'omicidio Tregnaghi, anziane drogate e derubate. In studio ci saranno Nicolò Giraldi di Trieste prima e Sofia Brunetti di Televita. Poi alle 22:10 il dibattito con gli ospiti, criminalità diminuita, stop alle zone rosse. Se ne parla con Giorgio Sclipperista, Russo.Franco, Roberto Casoni, Dea Giuliana, Laura Formulari, Partito Democratico e Ignazio Vania, Fratelli d'Italia. Stasera Ring alle 21:10. Migliaia di persone presenti al corteo a Trieste per difendere la sanità pubblica. L'allarme è stato lanciato dalla CGIL su medici di famiglia, privatizzazioni e liste d'attesa. È numerosa oggi pomeriggio la manifestazione indetta dalla CGIL e dai comitati in difesa della sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia. La protesta è da ricercare nelle liste d'attesa, nella carenza di medici di famiglia, nella fuga del personale sanitario che si trova in grave sofferenza, ma anche nella riduzione del numero dei consultori. È un servizio sociale che secondo la CGIL è sempre più trascurato. Noi siamo qui per il diritto alla salute. Il diritto alla salute è un concetto un po' più ampio e chiaramente noi siamo qui per difendere il servizio sanitario regionale pubblico, che è quello che può garantire questo diritto. Lo può garantire a chi è povero, a chi non riesce ad accedere ai servizi territoriali. Lo facciamo perché noi pensiamo che se è un diritto di tutti o lo è davvero per tutti, altrimenti non lo è. Si sono contate oltre 2000 persone oggi pomeriggio alla manifestazione che ha sfilato da Largo Barriera per chiudersi in piazza Oberdan. Bandiere della CGIL da tutta la regione, così come quelle dei partiti politici di centrosinistra, hanno appoggiato i cori e il suono dei fischietti che servivano simbolicamente a far sentire la propria voce alla giunta regionale. Oggi ci sono tantissime persone in piazza che testimoniano che la crisi della sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia e a Trieste è una dura realtà. È da tempo che lo denunciamo dentro e fuori le istituzioni, dicendo che Fedriga e Riccardi devono prendere atto di questa situazione problematica e non continuare a negarla. Noi chiediamo risposte per i cittadini, servizi che siano funzionanti. Noi ci misuriamo con una privatizzazione sempre più spinta della sanità e della salute e questo significa perdere il diritto alla salute delle persone. Noi ci stiamo abituando con il confondere la salute con la prestazione, invece noi vogliamo che il diritto alla salute delle persone, il diritto delle persone a una loro presa in carico dei loro bisogni venga messo al primo posto. Manifestazioni in piazza ma nessuna proposta sostenibile ai problemi. La risposta dell'assessore regionale alla salute è Riccardo Riccardi. No, ma io penso che il sindacato legittimamente esprime le proprie opinioni. Sarei molto più interessato a un sindacato che invece di lamentare problemi avanzasse anche qualche ipotesi di soluzione sostenibile. Io penso che il sindacato, davanti alla strutturazione del sistema, alla definizione dei costi, ai modelli di organizzazione che si sono sviluppati nel corso di questi anni, e parlo di decine di anni, anche rispetto all'incapacità di rimodulare un sistema rispetto agli oggettivi bisogni di salute che sono modificati nel tempo, penso che anche il sindacato abbia le sue responsabilità.
Scatta il piano marciapiedi del Comune di Trieste, si parte con i cantieri nelle vie Foscolo, Imbriani e Ginnastica. Vediamo. È scaltramente cauto l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder nel rispondere a chi dall'opposizione critica la scarsa abilità del comune sul fronte dei lavori stradali, manutenzioni ordinarie che riguardano marciapiedi, creazione di piste ciclabili o interventi per la sicurezza stradale. Sono numerosi gli appalti, riferisce l'assessore, che soprattutto per le tempistiche dei bandi sono stati ultimati nel corso dell'anno scorso e che vedranno esecuzione a breve. Indubbiamente la città ha sempre bisogno di manutenzione ordinaria, quella che forse un po' nel passato è mancata grazie ai fondi del Consiglio Comunale e della Giunta, oltre 5 milioni di euro. Da agosto a dicembre 2024 sono stati appaltati dagli uffici del servizio strade oltre 4 milioni di euro che stanno vedendo la realizzazione di rilevanti interventi proprio in queste settimane, quindi quando il periodo anche atmosferico consente le manutenzioni degli asfalti. Babuder, senza girarci attorno, elenca gli interventi in fase di avvio, ricordando anche quelli più recenti appena conclusi. In questi giorni si è appena conclusa via Valerio, via Le Miramare, partiremo a breve congiuntamente con Acegas, APS e Amga in via Ginnastica per rifare anche i marciapiedi, oltre che il piano di calpestio, in via Foscolo, che la riteniamo assolutamente importante. Anche in centro, ad esempio in via Imbriani, dove i marciapiedi negli anni e soprattutto, io dico purtroppo, come in numerose altre zone della città, lì stessi sono stati rovinati dai molti cantieri che hanno interessato gli edifici che sono stati riqualificati. Ci prendiamo una pausa, pubblicità, e torniamo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. Fausto Biloslavo ha posato una lapide sul luogo dove è sepolto Almerigo Grilz, ecco l'immagine del gesto del giornalista triestino nei confronti dell'amico e collega. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ritrovato la radura con l'antico albero di Mutongo, ai suoi piedi è sepolto Almerigo Grilz, il primo giornalista italiano ucciso su un campo di battaglia dopo il secondo conflitto mondiale. È caduto qui vicino, una cinquantina di chilometri, a Caia, per raccontare, documentare la guerra civile in Mozambico. 20 anni fa Gian Michalessin ha trovato la sua tomba, ha trovato questo luogo e adesso siamo tornati per portare questa targa che lo ricorderà per sempre. Una via intitolata a Papa Giovanni Paolo II nei pressi del Tempio Mariano di Montegrisa. Oggi l'intitolazione. Con una celebrazione sobria e rispettosa del luogo e anche partecipata, oggi è stata intitolata a Papa Giovanni Paolo II una via nei pressi del Tempio Mariano di Montegrisa, nel 20° anniversario della morte di Karol Wojtyła, avvenuta il 2 aprile 2005. La cerimonia è stata celebrata dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, scoprendo la targa che porta la nuova toponomastica verso il santuario. È la testimonianza di un santo che è ancora vivo nei nostri cuori e che ci ricorda l'essenziale in un mondo talvolta così pieno di tenebre, di sopraffazioni, di preoccupazioni, dove il futuro lo vediamo molto fosco, invece ci sono delle luci e noi siamo chiamati a guardare anche arricchiti dalle testimonianze di chi ci ha preceduto. La proposta di dedicare una via a Papa Giovanni Paolo II è stata ritenuta meritevole di essere accolta in considerazione della vicinanza al Papa da parte della cittadinanza, anche in seguito alla sua visita a Trieste nel maggio del 1992. L'iter burocratico è partito nel 2005 ed è stato poi rilanciato nel 2018 dal gruppo consigliare di Forza Italia. Sono estremamente contento di aver rappresentato in questa occasione il sindaco e l'assessore Savino, che naturalmente ha concluso questo percorso di iter burocratico ma anche di profondo valore di significato del cuore, della nostra anima, quindi chiunque percorrerà questo tratto di strada ovviamente farà anche un'immersione di riflessione su quanto disse Giovanni Paolo II anche in questo contesto, quindi Trieste sia patria anche di dialogo. Ricordo anche il consigliere Marini, il consigliere Porro che hanno sottoscritto la mozione, avere un suo ricordo seppure con una targa, e devo ringraziare anche l'assessore Savino che da ultimo ha completato questo percorso, è un qualcosa di importante soprattutto in un luogo così simbolico
per noi, per i cattolici, ma anche per chi non è cattolico. Diamo anche un'altra informazione: la chiusura dei giardini pubblici recintati a causa delle previsioni meteorologiche di Boraforte, e questi quindi rimarranno chiusi, i giardini pubblici di Trieste, da domenica 6 aprile fino a cessata Bora, perché proprio da questo weekend e precisamente da questa domenica ci sarà un brusco calo delle temperature che riporterà sotto la colonnina di mercurio fino ai 4, 5, 6, massimo 7 gradi per almeno un paio di giorni. L'importanza della vaccinazione nell'ambito delle patologie renali è stato il tema del congresso organizzato da Asugi all'NH Hotel di Trieste. La patologia renale, il rischio infettivo e la spinta degli esperti alla prevenzione vaccinale. Questi temi al centro del congresso organizzato da Asugi all'NH Hotel di Trieste, con l'obiettivo, anche in campo nefrotico, di mettere al centro dell'approccio medico la presa in carico multidisciplinare del paziente. Un convegno molto importante, perché punta l'attenzione su quello che possiamo fare per i nostri pazienti, per le persone che sono affette da malattia renale, al di là di guardare solo la funzione renale. Riuscire a ridurre la quota di infezioni in questi pazienti significa ridurre la possibilità che la malattia renale cronica peggiori, ridurre il rischio di ospedalizzazione, ridurre anche gli eventi cardiovascolari tra questi soggetti, con vaccini che sono vaccini ormai diffusi e che sui quali possiamo appoggiarci, ad esempio per il meningococco, lo pneumococco, l'influenza, ma anche quello che più recentemente è lo zoster oppure l'HPV. Qui abbiamo tentato un'operazione diversa, che è quella di associare un'attività di prevenzione vaccinale in soggetti fragili come sono i nefropatici, che sono persone immunodepresse che a rischio di infezione possono veramente mettere in pericolo la propria vita. Quindi associare, integrare l'ospedale con un territorio della prevenzione, vogliamo dare un segnale forte sulla necessità di aderire a questi piani vaccinali. La malattia renale cronica colpisce circa il 10% della popolazione e appare particolarmente vulnerabile a complicazioni infettive, da qui l'urgenza delle vaccinazioni. Il convegno è stato pensato dopo aver realizzato e strutturato una collaborazione tra la struttura complessa di nefrologia e dialisi Giuliana e il Dipartimento di Prevenzione, creando un ambulatorio vaccinale all'interno della struttura ospedaliera. Inserito all'interno della struttura di nefrologia dell'ospedale Maggiore, ha permesso di passare da circa 500 vaccinati l'anno nel passato a oltre 1700 nel 2024. Si terrà a Gorizia dal 10 al 13 aprile il Festival Treccani della Lingua Italiana, organizzato grazie all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Eccolo qua. Le parole valgono, e questo è lo spirito del Festival Treccani della Lingua Italiana, che andrà in scena a Gorizia dal 10 al 13 aprile, mettendo al centro degli incontri con i relatori la parola confine, una scelta fortemente voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, sul cui sito è disponibile il programma completo e verranno caricate le registrazioni degli incontri. Perché? Perché si ritorna al valore delle parole, cioè oggi si comunica attraverso la parola. Forse diamo per scontato tutto, siamo passati ormai agli emoticon, però torniamo alle parole che ci ritornano. La parola confine è ogni giorno evocata. Ecco, la Fondazione Treccani ci aiuterà ad approfondirla contestualizzandola, ma per far cosa di questa parola? Di darle il senso di quell'accrescimento della consapevolezza e anche della capacità di dialogo e di comprensione interculturale che c'è, è indubbio ormai nel mondo, c'è questo passaggio, e quindi far sì che le parole diventino elemento di comprensione e di acquisizione di una piena cittadinanza. Tra i grandi ospiti della rassegna, Cristina Collu nell'evento di apertura sull'arte senza confini di giovedì alle 16:30, ma anche lo storico delle religioni Daniele Menozzi, il fisico e giornalista Enrico Pedemonte, il poeta e direttore di Pordenone Legge Gianmario Villalta, e la serata speciale di sabato al Culturni Dom di Gorizia con lo spettacolo dello scrittore triestino Paolo Rumiz a cura di Ciro Menale, quest'ultimo un vero e proprio racconto della vita di confine accompagnato dalle melodie della piccola orchestra dei popoli che suona con strumenti realizzati con i legni delle barche dei migranti. Particolare importanza è stata data alle sessioni mattutine dei laboratori linguistici dedicati alle scuole, il 10 aprile a cura di Nicolas Ballario sul tema del confine nell'arte e l'11 sul concetto e la storia della parola confine dal latino all'italiano
all'italiano a cura di Fabio Rossi e Rafael Merida. Saranno delle mattinate laboratoriali che prevederanno l'approfondimento dell'uso della parola. In questo caso naturalmente la parola è confine, ma visto in tanti contesti, partendo dall'arte, passando per la grammatica, ma anche per la storia, la geografia di questa parola, perché per dare agli strumenti, ai ragazzi degli strumenti per poter capire come è importante e fondamentale l'uso del linguaggio. Vi ricordo un'ultima volta l'appuntamento a Ring questa sera alle 21:10 con Ferdinando Avarino, diviso in due parti. La prima, un approfondimento dalle 21:10 sull'omicidio di Isabella Tregnaghi dal sottotitolo Anziane, drogate e derubate. Ne parleremo insieme anche al collega responsabile di Trieste Prima, Nicolò Giraldi, e insieme a Sofia Brunetti di Televita. Poi alle 22:10 il dibattito politico dal titolo Criminalità diminuita, stop alle zone rosse. Ne parleremo con Giorgio Sclip, lista russo.franco, Roberto Cason di Idea Giuliana, Laura Famulari del Partito Democratico e Ignazio Vania di Fratelli d'Italia. È tutto dal nostro notiziario serale, grazie per averci seguito e vi auguro una buona serata.